Allora, io le avevo rubato la parola da fare un ulteriore aggancio, assessore. No, due precisazioni rapide, se vuole le faccio al prossimo giro. No, Non no, è- faccia che così dopo le passo la parola. Allora, prima riflessione sulla riforma del titolo quinto. La riforma del titolo quinto è il regionalismo differenziato, cioè ogni regione chiede dei margini di autonomia coerenti con la propria fisionomia economico, produttiva e fiscale, si ispira al federo-regionalismo spagnolo. In Spagna cosa è successo tra il 78 e l'81? Che il governo centrale ha trattato con ogni regione i margini di autonomia ai quali questa regione aveva diritto. Ha trattato subito con baschi e catalani, ai baschi riconoscendo tutto perché c'era il fenomeno del terrorismo, ai catalani non riconoscendo l'autonomia fiscale, per cui si spiega le vicende di quest'ultimo anno, e poi ha negoziato con la Navarra, con le Asturie, con le Baleari, i margini di autonomia ai quali i territori avevano diritto. Quindi io non vedo nulla di male se adesso, dopo che noi Lombardia e Veneto abbiamo aperto la strada della trattativa e per la prima volta, secondo me, ci si sta rendendo conto che stiamo facendo seriamente. Altrimenti non ci sarebbe la raccolta di firme del professor Viesti, altrimenti la CGIL non sarebbe insorta contro la nostra autonomia, altrimenti i consiglieri regionali del PD non avrebbero scoperto dopo un anno dal referendum che ci vuole più autonomia per la Lombardia e il Veneto. Cioè noi per la prima volta Lombardia e Veneto stanno facendo seriamente. Questa è opinione diffusa, si stanno scatenando ovviamente delle forze contro e io non vedo nulla di male se dietro Lombardia e Veneto si innestano altre regioni che vogliono chiedere maggiori margini di autonomia. E è una rivoluzione epocale per questo paese, perché è una svolta federo-regionalista, a me piace chiamarla col termine tecnico originario che è quello spagnolo, è una rivoluzione federo-regionalista dal punto di vista istituzionale. Volevo una cosa sul residuo, ma la dico il giro dopo. No, dopo. Cerchiamo di essere appunto rapidi, perché il tempo vuole. Gerangelo Bellati, allacciandosi a questo, è un po' per dare anche il là ai nostri interrogatori. Ma io parto da due parole in particolare, da due espressioni importantissime. La rivoluzione, che questo vuol dire, questo passaggio, e l'autonomia fiscale. Su queste due cose vorrei concentrarmi un attimo per farlo capire anche agli spettatori, perché dobbiamo far capire... Che poi l'aspetto di autonomia fiscale è quello che sostanzialmente poi è il più interessante, però è più difficile. A me piacerebbe che coloro che ci guardano capissero i vantaggi che possono avere da questo processo virtuoso che io giudico essere virtuoso. E perché è virtuoso? Perché stiamo parlando di una rivoluzione che tocca il diritto amministrativo, tocca tantissimi aspetti, le funzioni, le materie di cui parlavamo poco fa, ma è una rivoluzione culturale, perché lo diceva anche poco fa l'avvocato Alessio Morosin. Qua sì, l'autonomia è collegata sempre al concetto della responsabilità degli amministratori, dei burocrati, dei politici locali, e si collega col problema anche del debito pubblico, che è l'altro grande problema che noi stiamo vivendo in questo momento, anche e soprattutto a livello nazionale, il DEF e quant'altro. E europeo. No? Ed europeo, evidentemente, con le conseguenze. No? Esatto. Allora, la rivoluzione è una rivoluzione culturale, perché tu avvicini la gestione della cosa pubblica al cittadino, che può meglio controllare quello che gli amministratori stanno facendo. Ed è per questo che è importante finalmente ritornare a quel concetto che è stato chiamato di federalismo fiscale, ma siccome esisteva anche durante l'epoca fascista, dove non si parlava molto di federalismo e c'erano le tasse locali, io lo dico semplicemente, non lasciamo perdere il nome di federalismo fiscale, si tratta semplicemente di ritornare a quelle tasse locali di cui sono esperti, per esempio, paesi come la Spagna appena citata. Non parliamo della Germania, dove l'80% delle tasse, 70% per essere preciso, delle tasse sono a livello locale, gestite a livello locale. L'89% della spesa è gestita dai lender, quindi da livello locale. Un paese federale, un paese unito, perché è un paese unito, formato di stati, che il libero Stato della Baviera, no? Che ci tengono tanto a scriverlo anche in tedesco, che è un esempio grande. Infatti il mio sogno sarebbe che questo governo giallo-verde portasse avanti una riforma, non solo la riforma del diritto amministrativo, le procedure di cui stiamo parlando adesso, ma una riforma costituzionale in senso federale, copiandola da quella tedesca,
paese efficiente, il più efficiente di tutti nella pubblica amministrazione, unito e quant'altro, e il vantaggio del cittadino qual è che è? Che come nella sanità, se qualcosa non funziona nella sanità, attenzione, la sanità veneta, quella lombarda sono considerate fra le migliori, tu sai da chi andare a protestare. Quando non funzionano certe cose invece su materie a livello centrale, tu non sai da chi andare a protestare veramente. Qui si tratta di collegare quindi il momento della raccolta delle tasse, quanti soldi io do come cittadino, autonomia fiscale, al momento della spesa, e l'amministratore che sbaglia o gestisce male i miei soldi, io lo devo individuare subito. Questo è il mio vantaggio come cittadino dell'autonomia e quindi della responsabilità di cui parlava l'avvocato Morosin poco fa. Assolutamente. Prego, avvocato. Io sono convinto che le preziose osservazioni che ha fatto Bellati siano sul piano politico da pesare diversamente. Cioè, queste sono osservazioni di un tecnico che ha grande competenza, così come ho apprezzato quelle dell'assessore Galli, che ha una visione attenta della realtà. Io sono preoccupatissimo invece. Perché è così preoccupato? Perché quando in fin dei conti era un vostro anche auspicio, fondamentalmente, in modo diverso. Guardi, però. io credo all'alternativa dell'indipendenza in un contesto che proietta il nostro territorio protagonista in Europa. Tra l'altro chi governa attualmente pensa a una forma di sovranismo e di centralismo che vuol dire difendersi dall'Europa ma difendersi anche dai territori, quindi in questo senso non è l'interlocutore ideale per parlare di autonomia in questa fase. Ma tant'è vero che noi che vogliamo l'indipendenza, crediamo un'Europa dei popoli, ne accennava bene Bellati all'inizio. Questa Europa non va bene per nessuno, ma in particolare per chi ha un'idea di democrazia molto partecipativa. L'Europa sta zitta rispetto alla Catalogna, ma l'Europa sta zitta anche rispetto a queste istanze di autonomia territoriali che invece dovrebbero essere il suo argomento principale. Cioè l'Europa non c'è in nessun caso. L'Italia, in un contesto di questa natura, qualsiasi sia il governo, questo lo dico anche con grande dispiacere, perché molti cittadini veneti hanno un'aspettativa alta. Lei pensi, non lo dimentichiamo, che il 22 ottobre qui in Veneto, mi dispiace per i lombardi, ma il 98,2% ha detto sì all'autonomia, come dire, sbrigatevi anche in termini di tempo, ed ha partecipato quasi il 60%, senza contare che non hanno votato gli elettori all'estero, quindi saremmo arrivati ai 2/3 probabilmente a partecipazione. Questi sono aspetti politici importantissimi, che non so quanto siano stati valorizzati o siano in grado di valorizzarli a Roma. Questo è il mio punto. Ma lì appunto, non ci credo. Lei stesso ha detto a Roma, infatti il ministro più volte ha detto che deve... Io credo che la ministra Stefani, come ricordava prima anche il consigliere regionale, quando è venuta a Padova, a casa sua, ha usato espressioni estremamente prudenti, perché si è resa conto che lavora a Roma. Ha dei funzionari dietro che a Roma, mi dispiace per la Erika Stefani, che tra l'altro è una brava ragazza, ho avuto modo di confrontarmi in convegni in occasione del referendum sulla riforma costituzionale, quindi è una persona molto seria e motivata, però manifesta, palesa tutta la sua impossibilità di spingere particolarmente su questo versante, perché ha fatto i conti con chi? Con quelle commissioni tecniche che a Roma sono i burocrati, quelli che hanno i conti in mano, quelli che hanno detto, Ministro, guardi che vada qua, fin qua, quindi non pensi di portare a casa un mega risultato. Quindi giocano sui tempi, giocano sulle funzioni, giocano soprattutto sulle risorse. Io vorrei una garanzia schietta e definita sulle risorse. Che sarebbe i famosi 9 decimi. Quello è il punto sul quale il governatore, io ce l'ho qui, la prima proposta di iniziativa di intesa, quella che aveva fatto con decreto di giunta il 15 marzo, all'ultimo articolo 56, poi è diventata 66 articoli, prevedeva attribuzione di risorse, 9 decimi del gettito dell'IRPEF, 9 decimi del gettito dell'IRES, 9 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto. Sa cosa vuol dire per il Veneto? Vuol dire più di 10 miliardi di euro cash sul tavolo. Allora, se noi abbiamo i soldi, i schei, come diciamo in Veneto, questa autonomia potrà avere un suo futuro. Se no parliamo bla bla bla. Certo. E io sono preoccupato dei tempi e dei bla bla. Ecco perché dico anche il progetto, mi perdoni se lo rilancio, d'altronde io sono indipendentista, non sono per l'autonomia, di un referendum sull'indipendenza che è fermo in regione perché fa paura a qualcuno, dovrebbe essere rilanciato. È una proposta politica. Sì, ma con qua statuto e gli accordi, forse se si parla di accordi, con qua statuto. Ha capito benissimo. Sì, Lazzarini dopo appunto... Diciamo che l'indipendenza auspicata dal Morosin e da molti, insomma, niente
da dire è qualcosa di meno reale. Io non sto dicendo che è utopica, però è meno reale rispetto a quello che serve invece nell'immediato, quindi un'autonomia sulla quale ovviamente, sottolineo per l'ennesima volta, si sta lavorando incessantemente. Ma, 5 Stelle appoggiano, per quel che ne sa lei? Come? Perché poi, leggendo anche prendendo dai giornali, hai sempre una visione di un certo tipo, non è mai chiarissima. Sì. Dicono, c'è sempre la diatriba 5 Stelle Lega su questo aspetto dell'autonomia. Poi in realtà a me sembra che non ci sia nessun tipo di disaccordo. Non c'è ostacolo, ma frutto anche dell'accordo, del contratto di governo, insomma, quindi assolutamente il 5 Stelle, come per altre proposte del 5 Stelle, la Lega ogni tanto manda giù, insomma, si tappa il naso. Ma a parte la parentesi che faccio sempre, parlo per esperienza personale, dico, bisogna tornare, diceva bene il dottor Bellati, sulla questione della rivoluzione culturale. Io, ad Arzer, piccolo paesino della provincia di Padova, con poco meno di 5.000 abitanti, ho 14 dipendenti e uno, l'ho fatto adesso il calcolo, perché non sono stato neanche lì a farmi del male da solo, ma è importante, 1 su 357 abitanti. Palermo, 667.000 abitanti, 7.300 dipendenti, uno ogni 90. Ecco per dire che quando si dice giustamente collegata alla responsabilità, e io aggiungo degli amministratori capaci, è fondamentale, e non a caso stiamo parlando di regioni con termini al Trentino Alto Adige, è il caso di progressivamente, una regione alla volta, entrare in questo sistema chiamato autonomia e quindi rispettare innanzitutto il volere della popolazione che l'ha richiesto. Secondo, si sta lavorando, e se non arriverà il 22 per il compleanno, l'anniversario di questo plebiscito che si è ottenuto poco meno di un anno fa, magari anche qualche giorno dopo, qualche settimana dopo, ma riuscire a ottenere e dare più potere rispetto ai comuni e alle regioni. Do la parola subito, abbiamo la pubblicità, così dopo può parlare tranquillamente senza questa incombenza. Pubblicità, pochi secondi.